c'è l'occasione di una visita di un gruppo di deputati del Parlamento italiano in Somalia in occasione dell'anniversario della rivoluzione somala. Deputati che si sono incontrati anche con il Presidente del Consiglio Supremo della Rivoluzione, cioè col generale Siad. Ora, che cosa è nato da questo discorso e qual è la loro impressione sui rapporti attuali fra Italia e Somalia, ma soprattutto sui rapporti fra Africa e Europa? Sentiamo per primo l'onorevole Granelli. Ma anche dallo scambio di opinioni che abbiamo avuto in questi giorni è risultata confermata l'impressione che esiste uno spazio di iniziativa per l'Italia e per l'Europa nei confronti dei paesi in via di sviluppo e quindi anche e soprattutto della Somalia. Bisogna capire quello che succede in questi paesi, come sia fondata l'esigenza di indipendenza, di autonomia e come sia impossibile scambiare l'Africa come zona di manovra dei grandi blocchi contrapposti. In questo senso c'è uno spazio per l'Italia e per l'Europa che noi abbiamo trovato corrispondente anche nella visita di questi giorni, si tratta di occuparlo con uno spirito e con un'iniziativa nuova. È necessario soprattutto guardare al futuro e a un'Italia che sia in grado di realizzare questa politica che si diceva, una politica che non pretenda di essere neocolonialista e quindi una politica che può essere fatta in un modo nuovo soltanto da un'Italia capace di rinnovarsi. Ecco perché io credo che il problema di venire nel terzo mondo sia un problema molto impegnativo, ma possa favorire anche in Italia delle profonde trasformazioni. Che poi l'Europa abbia un disinteressato interesse per questo continente non direi proprio. Credo che le forze nuove africane aiuteranno gli europei a capire che l'Africa non è disposta ad essere considerata come una zona soltanto di basi militari alle quali contrapporre altre basi militari o di sfruttamento alle quali contrapporre soltanto migliori condizioni. Credo che quello che ho detto per l'Italia valga anche per l'Europa. L'Europa ovviamente da noi genericamente è vista come un paese, un continente anzi, che può in certo qual modo cambiare tutta o parte della sua politica precedente, soprattutto se e quando capisce sostanzialmente le intenzioni genuine di questi nuovi paesi. È sempre facile accusare questi paesi nuovi di essere fomentati contro l'Europa, di essere diretti da una potenza, da questa o da quell'altra, di essere nemici dell'Europa o di queste nazioni europee. Ma la verità è che noi ci teniamo a chiarire questo fatto. La verità è che noi, forse ingenuamente, speriamo che l'Europa capisca questo paese giovane, Somalia come altri paesi, e lo capisca al di fuori degli schemi e dei contesti precedenti. In questo modo credo che nel futuro prossimo ci sia una possibilità non indifferente di collaborazione e di promozione di programmi e di idee e di rapporti che condurranno senz'altro a fugare ogni dubbio che prima esisteva nei rapporti tra Africa e Europa. Quindi bisogna tendere, quindi deve essere inteso per l'uso e l'interesse della massa africana, non gruppo di individui creati non so, dai politicanti europei, tanto per mantenere delle basi speciali di un ordine speciale che non è abbocciato sulla massa, sulla credenza della massa o sulla boccia della massa, ma è abbocciato soltanto per un interesse momentaneo. Dato il ben servito al vecchio apparato ai dirigenti somali, si presenta un altro grosso problema.
quello di far partecipare attivamente le varie classi sociali, la popolazione intera, alla vita politica del paese, anzi alla gestione dello Stato. La rivoluzione, continuano ad affermare i governanti di Mogadiscio, è stata fatta per il popolo, perciò il popolo dovrà partecipare alle decisioni. Il gruppo di militari che nell'ottobre del 69 hanno conquistato con Siad il potere non vogliono più essere l'unica locomotiva, la sola forza trainante. Non è un programma facile, soprattutto in un paese, è stato scritto, dove l'arretratezza sembra suggerire i vantaggi di una direzione verticistica, sia pure illuminata. Su questi problemi e sui fermenti della nuova Somalia, ecco alcune risposte dei giovani studenti che frequentano l'Università Nazionale con insegnanti italiani e che costituiscono una delle componenti più attivamente interessate alle nuove esperienze politiche della Somalia. Senta, che cosa si aspetta lei come somala dall'Europa? Dall'Europa, insomma, generalmente aspettiamo, insomma, aiuti di qualsiasi genere, cioè nel campo economico, nel campo culturale, come già ci offrivano i paesi cioè la comunità economica europea specialmente. Ci contiamo ancora, insomma, quei aiuti che ci davano, specialmente quelli culturali che contribuiscono in gran parte la preparazione della nuova era rivoluzionaria. Io credo, anzi spero, che si potrà realizzare molto per quanto riguarda lo sviluppo dei paesi africani che, specialmente in questo momento, hanno bisogno veramente dell'aiuto disinteressato dall'Europa. E quali sono, per voi giovani studenti, le colpe maggiori che l'Europa ha nei confronti dell'Africa, nei confronti della Somalia, se volete, ma soprattutto nei confronti dell'Africa? Veramente per analizzare quello che noi consideriamo i colpi maggiori dell'Europa nei confronti dell'Africa ci vorrebbe un lungo tempo, perché è un problema che si connette non solo agli aspetti sociali e economici, ma anche agli aspetti politici. Ora, per quanto riguarda i problemi contemporanei, io direi che i colpi maggiori dell'Europa nei confronti dell'Africa si costituiscono innanzitutto da colpi politici. Sappiamo, noi africani sentiamo che è cessato il periodo del colonialismo in Africa, o almeno è destinato a cessare. Però vediamo dall'altro canto che c'è un nuovo spirito nell'Europa di risanare, di riprendere una posizione sostanzialmente non differente da quella colonialista. Quindi sentiamo che esiste il neocolonialismo europeo nei confronti dell'africano. Naturalmente questo spirito di neocolonialismo che noi sentiamo si rifletterà poi sul piano politico, economico, culturale, su quelle che sia. Noi africani desideriamo che l'Europa si renda conto una buona volta per sempre che noi come Africa aspettiamo l'Europa e vorremmo mantenerci in rapporti con l'Europa sui piedi.